A caccia dell'8ª vittoria consecutiva in campionato, la 10ª in assoluto, considerato anche le 2 di Coppa Italia. L'Akragas parte con questo obiettivo in terra calabrese. Domani sarà impegnata sul terreno dell'ultima della classe, la Vibonese, ma attenzione perché la Vibonese da 2 settimane ha cambiato allenatore, in panchina adesso siede Ammirata, che è un tecnico molto navigato. Ed è strano l'ultimo posto in classifica della Vibonese, visto che giocatori sulla carta che sono fortissimi, che hanno avuto anche esperienza in categorie superiori, potevano davvero fare molto di più. Ma ci sono stati dei problemi in casa calabrese che hanno condizionato il cammino. All'Akragas questo poco importa, invece importa vincere e consolidare la seconda posizione e sperare anche in un mezzo passo falso magari del Savoia, che giocherà sempre in Calabria con la Nuova Gioiese. Quindi una domenica dove Akragas e Savoia si incrociano, dove possono anche magari misurarsi a pochi chilometri di distanza. Per quanto riguarda il match di domani, Rigoli sicuramente rivedrà qualcosa in formazione dopo il match di Coppa Italia. Di sicuro rivedrà un po' la difesa, che tornerà a 4 anziché a 3 come ha giocato invece con il Brindisi. Ma vediamo cosa ha detto l'allenatore proprio per quanto riguarda il prossimo avversario e poi sulla condizione psicomentale della squadra. Sicuramente sarà una partita difficile, fra l'altra cosa da 2 settimane che hanno cambiato l'allenatore, un allenatore navigato con grande esperienza, con grande capacità di gestire il gruppo, quindi sicuramente non sarà una partita semplice e penso che domenica ci vuole la migliore Akragas, quindi sotto tutti i punti di vista. C'è stata la partita di Coppa, però vincendo le energie si recuperano in fretta anche a livello mentale. Quando è stata importante la vittoria col Brindisi per il proseguo della stagione? Ma penso che all'interno della squadra ne abbiamo pure parlato di questo argomento che mi hai fatto tu la domanda. Ci ha dato, sicuramente ci dà grande forza, ci dà grande consapevolezza dei nostri mezzi, ci dà un'energia maggiore di quella che abbiamo, perché non era una partita semplice, una partita che abbiamo voluto a tutti i costi vincere, e penso che i ragazzi lo hanno dimostrato nel campo, perché abbiamo giocato con una disinvoltura, con una serenità, dove abbiamo palleggiato l'avversario in tutte le zone del campo e poi nel momento giusto abbiamo colpito, anche se abbiamo avuto diverse palle per poter segnare già sin da subito, già nei primi 10 minuti se non ricordo male abbiamo avuto 2 palle e gol. Poi naturalmente incontravamo una squadra forte, importante, anche loro hanno avuto qualche situazione, anche se devo dire che il nostro portiere ha salvato il risultato sullo 0-0 sull'unico tiro in porta che hanno fatto. Per quanto riguarda invece la pallacanestro, la Fortitudo, dopo la splendida vittoria ottenuta a Treviglio, torna in casa alle 18, affronta al Palamoncada il Firenze che da qualche giorno è allenata da un tecnico nuovo, Caia, che ha esperienza anche in A1. Una partita che si preannuncia difficile, i Gigliati vorranno tornare a vincere, ma la Fortitudo insegue la sua 3ª vittoria consecutiva per tirarsi definitivamente fuori dalle zone calde della classifica. Per quanto riguarda invece la pallavolo, c'è da dire che l'Akragas Volley ad Aragona domani sempre alle 18 torna a giocare in casa, ma torna a giocare in casa senza Tani Frinzirusso, che in settimana è stato sollevato dall'incarico. Una partita che si preannuncia non semplice per le biancazzurre, che in panchina avranno Scandurra, l'allenatore in seconda, in attesa che la società ufficializzi il nome nuovo del tecnico.